buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Buongiorno a tutti. Sono le ore 11:23 di questo venerdì 18 ottobre 2024. Come vi avevo promesso anche nella live di ieri, anche oggi siamo qui per fare uno sfogliamo insieme di una rivista che è uscita qualche tempo fa, però non è proprio vecchissima perché adesso sul sito trovate il numero successivo, quindi è di un numero fa, è vecchia di un numero solo. Ieri abbiamo fatto lo sfogliamo insieme di questa rivista Zap. Se poi volete vedere un altro sfogliamo insieme, cercatelo nel mio canale YouTube. Questo c'è anche lo sfogliamo insieme di questa rivista. E adesso dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di quello che è contenuto in questa busta di plastica. Allora, praticamente, senza indugiare oltre, vado all'apertura di questa busta che è in mio possesso già da un sacco di tempo e andiamo a vedere che cosa contiene. Abbiamo fatto l'unboxing e adesso sfiliamo. Eccoci qui. Questo è Zap numero 1297 2024. Guardate anche in questo caso che bella copertina che ha questa rivista. Guardate il retro, mettiamo a confronto le quarte di copertina che hanno la loro importanza. Numero 11 e numero 12, vedete? Allora, e oggi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme del numero 1297 2024 di questa bellissima rivista Zap. Come ho già detto anche nelle mie altre live, questa è una rivista, normalmente è Spray Editori, che riprende le riviste anni 80 e 90 e le ripropone al pubblico, andando a prendere anche i vecchi titoli delle riviste. Poi la stessa cosa l'ha fatto con Japan Magazine, l'ha fatto anche con il Corriere dei Piccoli, ecco, non mi veniva. Però loro sono già parecchi anni che hanno ripreso a fare Zap. Zap è, come già detto nelle altre live, una rivista che usciva anche contemporaneamente a The Game Machine, e Zap, trattava i vecchi computer, le vecchie console a 8 bit e è stata una rivista iconica degli anni 80 perché, a parte che ha venduto centinaia di migliaia di copie, perché tutti gli appassionati di videogiochi acquistavano questa rivista proprio per vedere le novità che erano in uscita per i computer tipo il Commodore 64, tipo lo ZX Spectrum, tipo l'MSX, ne posso nominare tantissimi, NES, Super NES e chi più ne ha più ne metta, l'MSX, l'Amstrad CPC 464. Insomma, Zap trattava soprattutto videogiochi, ma non solo videogiochi, e fu una rivista abbastanza longeva. C'è il sito zap.it dove trovate la scansione di tutti i numeri iconici, i numeri storici della rivista. E poi invece l'associazione Irons di Vigeva, no? Vedete? Associazione Irons di Vigevano ha ripreso tutta l'impaginazione, chiamiamola così, la struttura fisica della rivista per riproporla negli anni 2020 in poi, se così si può dire, per far vedere anche ai nuovi giovani che non hanno vissuto in quegli anni
come era una rivista degli anni 80-90 dedicata ai videogiochi. Questa rivista purtroppo non va in edicola, però la trovate sul sito proprio andando a cercare Zap, Irons di Vigevano, Irons, potete scrivere tranquillamente. Ok, andiamo a vedere l'editoriale sempre di Paolo Besser e il sommario. Vedete che l'impaginazione è sempre quella, qui ovviamente Gaming News, sempre scritto con questi font che ricordano gli anni 80 e 90, ricordano quei computer molto pixellosi che avevano una risoluzione grafica limitata proprio per la limitazione che c'era in quei tempi, ma non solo dei computer, ma anche dei monitor stessi. Abbiamo visto un'evoluzione dei monitor anche stesso a tubo catodico, passando da poco più di televisori a dei monitor molto buoni utilizzati in ambiente grafico e quindi con una risoluzione molto più alta, ma parecchio, 4-5 volte più alta di quella di un televisore normale. Quindi ci sono monitor a tubo catodico, io ce n'ho uno della Sun con, mi sembra che il tubo dentro, proprio il cinescope, il tubo catodico dentro sia un Sony Trinitron, però ha una risoluzione molto molto alta, non paragonabile magari alle risoluzioni di adesso a cui siamo abituati con il Full HD, il 4K e il nuovo nato 8K, ma all'epoca non c'era neanche bisogno di queste risoluzioni così alte, proprio perché i monitor più diventavano grandi e più diventavano pesanti. Al giorno d'oggi invece più diventano grandi e più diventano leggeri. Oramai siamo arrivati all'8K che ci serve perché ci sono televisori più grandi di 100 pollici. All'epoca col tubo catodico 100 pollici lo potevi raggiungere, te dovevi inventare un video wall. Allora sì che potevi raggiungere quelle grandezze. I video wall sono nient'altro che l'unione di tanti monitor a tubo catodico, uno attaccato all'altro e comandati da una sola centralina che poteva dividere l'immagine su più televisori. E quello era l'unico modo per fare delle cose gigantesche. Al di là di questo poi c'erano i videoproiettori, ok? Quindi diciamo che la tecnologia è andata avanti e così ovviamente sono dovuti andare avanti anche le console da 8 bit a 16 bit a 32 bit e adesso abbiamo queste spettacolari sia la PlayStation 5 sia l'Xbox, diciamo pure il PC, i PC moderni con le attuali schede video sono in grado di riprodurre ma non solo filmati ma anche videogiochi dalla definizione quasi reale si può dire. Però torniamo invece negli anni 80 con Zap, ok? Allora, Zap, Gaming News, e vi ho fatto vedere già le prime due pagine di questa bellissima rivista e andiamo sulle novità. Amiga, e questo è Final Fight Enhanced, quindi Amiga 500 con 2 mega. Attenzione che l'Amiga 500 usciva di base con mezzo mega di RAM, 512 KB, e poi bisognava espanderla con altri 512 KB, possibilmente di fast, perché quei 512 KB erano di memoria chip normalmente, quindi memoria grafica, mentre la memoria fast era quella più veloce dedicata ai dati, all'elaborazione dei dati. In questo caso servono 2 mega, quindi Amiga 500 vuol dire che non ha tanti colori come l'AGA, quindi Amiga 1200 e Amiga 4000 erano AGA. Gli altri Amiga invece avevano l'OCS, l'ECS come chip grafico e diciamo in questo caso serve un Amiga 500, quindi non con il chip AGA, ma con 2 mega di RAM. Magari bastava mettere un'espansione, per esempio ecco l'Amiga 500 Plus, l'Amiga 600 uscivano già con 1 mega di chip, ok? Quindi con le Lanced chip, quindi le CS.
mentre OCS significa Old Chipset, quindi c'aveva il vecchio chipset grafico che reggeva fino a 512 KB di memoria grafica, mentre l'ECS era, diciamo, reggeva fino a 1 mega ed anche 2 mega di memoria grafica. Però in questo caso 1 mega di chip, 1 mega di fast, si arriva ai 2 mega e si può giocare a questo gioco che è Final Fight Enhanced. Eccolo qua, Final Fight Enhanced. Poi ovviamente voglio dedicare proprio una live intera dedicato a quelle che sono le mie conoscenze, che magari in alcuni casi hanno anche delle lacune, hanno anche delle imperfezioni, hanno anche delle cose che non mi ricordo perché sono passati anni, però vi voglio raccontare la mia esperienza in prima persona con Amiga, visto che io ho lavorato come primo Amiga, ho avuto l'Amiga 500, poi ho avuto poi tutti gli altri, il 600, il 1200, il 4000, il 3000, il 2000, li ho usati un po' tutti quanti e quindi vi voglio raccontare la mia esperienza proprio diretta con i computer della serie Amiga. Quindi ricordate che Amiga Commodore è una serie di computer che hanno avuto un enorme successo, dato anche dal fatto che i giochi erano abbastanza veloci e di grafica molto simile a quelli arcade che si trovavano nei bar e nelle sale giochi, e quindi datosi che vabbè, gli originali non costavano proprio uno sproposito, quindi volendo si potevano comprare anche originali, ma poi c'era tutta diciamo, una distribuzione sotto banco di questi giochi che ne hanno decretato il successo enorme che ebbe questo Amiga. No, non ci scordiamo della console, era spettacolare su Amiga, Quindi andiamo avanti, guardate che belle queste immagini prese da questo Final Fight Enhanced. Vedete, ci sono le note di tutti i redattori di questa rivista. C'è Paolo Besser qua. Comunque, no, stavo vedendo che mi piace proprio l'impaginazione, la carta bellissima, proprio da applauso proprio. La stampa proprio niente, cioè che gli vuoi dire? A parte che allora questo gioco, diciamo, non è neanche gioco caldo, quindi non è, da quello che vedo, non è piaciuto tanto, anche perché ha preso 86%, quindi non è piaciuto tanto, però diciamo ci sono delle note che vanno lette, andrebbero lette. Buongiorno Andrea, buongiorno, benvenuto. Andrea ci segue da YouTube, grazie di essere qui con me. Stiamo vedendo, per il Falcon, guardate, l'Atari Falcon, un'altra console molto molto bella che ha avuto un discreto successo fu l'Atari Falcon, anche se purtroppo all'epoca ne uscivano talmente tante di queste console che uno non riusciva neanche a stargli dietro, perché poi diciamo, se uno si comprava il 64 e c'erano tanti giochi, continuavi a giocare col 64, ti compravi Amiga, continuavi diciamo, ad utilizzare Amiga, cioè non è che poi dicevi ma non me ne compro un'altra, a meno che non c'avevi una disponibilità economica non indifferente, quindi c'avevi qualche soldino e allora volevi provare anche altre realtà. Io vabbè, gli Amiga mi sono serviti pure per, tra virgolette, lavoro, però diciamo che normalmente dentro le case c'era una console magari e un computer, ma non di più. Però il Falcon fu una bella console, ovviamente Atari. Questo gioco si chiama Alice Sisters. Vediamo un po'. Non è neanche gratuito questo, c'ha un prezzo 37, 55, insomma vabbè, costicchia 14 euro in digital download. Esiste anche per PC, per Mega Drive e per Dreamcast. Ok, e andiamo a vedere com'è. Guardate, questa è la presentazione del gioco Alice Sisters. Allora,
Alice Sisters mi fa tornare in mente un gioco iconico su Commodore 64 che fu il porting di un gioco che ha fatto il successo di una console. Vedendo Sisters insieme a un titolo mi viene in mente Giana, The Great Giana Sisters, che era il porting su Commodore 64 di Super Mario Bros. Ok? Non avendo i diritti, non potendo in nessun modo fare il porting di questo iconico gioco, Super Mario Bros., la Nintendo ce l'aveva, e niente, praticamente si inventarono di cambiare i personaggi, cambiare leggermente diciamo il gioco, ma sempre a scorrimento orizzontale, e fecero The Great Giana Sisters per Commodore 64, che altro non era che diciamo, un porting su Commodore 64 del Super Mario Bros. Ok? Però si ricorreva sempre a questi escamotage per cercare di aggirare un po' i diritti d'autore. È come un po' cambiare qualche parola a una canzone, lasciando magari intatta la melodia, cambiandola di una tonalità, e quindi ributtare sul mercato, cambiando qualche parola e cambiando un po' la tonalità oppure un po' il ritornello alla melodia, lanciare diciamo, un brano musicale, ma ovviamente era una cosa, diciamo, sì, ci ha fatto piacere poter giocare su Commodore 64 a un gioco iconico come Super Mario, però non era Super Mario perché cioè, la protagonista era femminile ed era Giana, quindi The Great Giana Sisters era il porting su Commodore 64 di Super Mario Bros. Oh, vedete qui c'è anche la versione per Mega Drive. Falcon. Poi c'è sta Rugcraft, Amiga, gioco caldo. Questo pure vuole un Amiga 500 con 2 MB di RAM. Il prezzo deve essere TBD, to be defined, quindi non si sa ancora il prezzo di questo gioco, però hanno avuto la possibilità di fare una bella recensione con delle immagini di questo gioco Roguecraft, e ha preso 92%, quindi diciamo un bel gioco, un bellissimo gioco. Andiamo avanti, questo sempre per Amiga, 2 mega di RAM, mi raccomando. Oh, Amber Moon Advanced, oh, questo per Amiga e per PC, medaglia d'oro di Zap. Quando i giochi erano medaglia d'oro, stai tranquillo che andavano e vendevano una cifra e tutti quanti lo volevano. Quando vedevano sulla rivista Zap questo simbolo medaglia d'oro di Zap, vedete? Quando c'era questo simbolo, diciamo un gioco, era sicuro che vendeva tantissime copie, quindi era garanzia di qualità del gioco, questo medaglia d'oro. Vedete questo qui? Amber Moon Advanced, e questo in questo caso Amiga e PC. Amiga e PC, e ha preso 95%, addirittura 95%. Ok? E noi andiamo avanti, non ci fermiamo mai. Andiamo. Yeti Mountain Commodore 64 ha avuto 84% come globale. E oddio, mi ricorda un po' il primissimo gioco di sci su Commodore 64. Però questo dovrei leggere bene la recensione per capire meglio la motivazione di questo voto, che non è bassissimo, 84% non è bassissimo. La grafica ha preso 90%, quindi vedete, vi faccio vedere solo questa di immagine ravvicinata, eccola qui. Questa è più o meno la grafica, vedete, di questo Yeti Mountain. Anche in questo caso il prezzo to be defined. Ah no, costa 9 euro in digital download, la cartuccia to be defined,
perché praticamente molti di questi software, di questi giochi, vengono anche distribuiti fisicamente su cartuccia per poterli utilizzare sul Commodore 64 reale, sul real hardware. Però ovviamente funzionano tranquillamente anche in emulazione con i vari Frodo o altri emulatori. E questo ha preso 84%. Questo si chiama Arc Aragon per Commodore 64. Continuiamo con un 84%. Eccolo qua, vedete, questo è Arc Aragon. Costa 4 euro in digital download e su cartuccia non è disponibile per il momento non disponibile, ha preso 84%. Andiamo avanti. Core Escape, questo addirittura è gratuito, tranquillamente digital download, ha preso 80%, sempre per Commodore 64. Ovviamente si vede tranquillamente la grafica 8 bit, a cui però tutti i nostalgici come me sono affezionati a quel tipo di grafica e certe volte la vanno proprio a cercare, giochi con una grafica molto minimale, perché il 64 rispetto all'Amiga aveva una grafica molto più povera, sia di colori. Il 64 c'era 16 colori, quindi 8 più 8, insomma non è che poteva competere con i 65.000 di base dell'Amiga 500, se non ricordo male. E poi anche il sonoro monofonico dato dal SID, che però a me piace tantissimo, la musica che esce da quel SID è qualcosa di spettacolare. Andate a vedere tutte le demo grafiche che sono uscite per Commodore 64 e vedrete che vale la pena ascoltare la musica, quello che potevano far uscire da quel chip, uno dei primissimi chip sonori che sono riusciti a inventarsi, da cui poteva uscire una vera, tra virgolette, musica, anche se si sentiva che era gli albori della musica digitale. Lì siamo proprio alla nascita della musica digitale. Poi piano piano con Amiga e con i processori più evoluti, ovviamente adesso è tutto digitale, quindi pensate un po', uno parte da un qualcosa che fa dei rumori che possono essere assimilati ad una musica, ad arrivare ad oggi che è tutto digitale. Cioè veramente abbiamo fatto dei passi da gigante, abbiamo portato avanti l'evoluzione di un'idea, di digitalizzare, di campionare qualcosa, rendere digitale un segnale audio analogico. È qualcosa veramente, guardate che c'è stato tanto studio, c'è stata tanta gente che ci ha perso tanto tempo e ci ha portato, alla situazione attuale che tutto viaggia sul digitale. Ok? Quindi non ci scordiamo mai da dove veniamo. Questi miei... Oh! Grazie. Non lo sapevano, però va bene. Guardate un po' qui di chi si parla. The Great Giana Sister, che ve l'ho nominato prima. Non lo sapevo, l'ho aperta con voi la rivista, non l'avevo vista ancora, quindi non lo sapevo, e però questo tra virgolette non è per il Commodore 64, ma è per il Commodore Plus 4, vedete? Quindi qui c'è The Great Giana Sisters, il porting su Commodore Plus 4, ovviamente gratuito digital download, e ha preso addirittura un 94%, quindi è gioco caldo. The Great Giana Sisters. Tra l'altro penso che sia stato fatto il porting da Commodore 64 direttamente a Plus 4, secondo me. Poi non lo so, dovrei leggere bene. Comunque la presentazione ha preso 95%, grafica 93%, quindi guardate che questo Giana Sisters ebbe un discreto successo, ma grazie, ha sfruttato il successo di Super Mario Bros. Quindi
Phantomas Tales 4 per ZX Spectrum, anche questo gratuito in digital download. Phantomas Tales 4 86% per ZX Spectrum, vedete? Molto bella anche questa, tra l'altro non dice se è 16K o 48K, comunque globale 86%. E il bigotudo sempre ZX Spectrum 94% gioco caldo, spettacolo, no, questa rivista è veramente spettacolare. Oh, e qui c'è un altro gioco che hanno, diciamo, fatto la conversione per Commodore Plus 4, ha preso addirittura 95%, quindi medaglia d'oro di Zap, Turbo Outrun, addirittura gratis in digital download per Commodore Plus 4, eccolo Turbo Outrun. Questo gioco ha fatto la storia su Commodore 64. Su Commodore 64, sua amica, no, mi è comparso un messaggio d'errore sulla live, invece sembra che non ci sia problemi. Dicevo su Commodore 64, sua amica, in sala giochi in versione arcade, Turbo Outrun ha fatto proprio la storia, c'è niente da fare. Outrun e Turbo Outrun. E quindi secondo me, a parte che hanno fatto un porting spettacolare, vi voglio far vedere solo questa immagine. Guardate che porting. Veramente spettacolare su questi computer di una volta, li stanno sfruttando proprio al massimo. Oh, qui si parla di un'altra console che a me piaceva tanto, che era l'Intellivision. Tutte e due questi per Intellivision, sì, Mattel Intellivision, ok. Qua c'è Galaxian, un altro gioco spaziale molto molto bello, e Time Pilot, tutte e due per Intellivision. E su quest'altra pagina c'è Pointless Fighting per MSX, globale 76%. Voglio vedere, Galaxian gli hanno dato 83%, hanno fatto uscire Galaxian su Intellivision, grandissimi. Guardate, e queste sono le pagine dove vengono recensiti più di un gioco a pagina, vedete? Bello, bello, bellissima questa rivista, bellissime tutte le immagini che vengono messe. Oh, e questa è un'altra console, l'MSX, e qui c'è Ghost and Goblins, costa 15 euro in digital download, c'è anche la cartuccia, 44 euro. Ok, MSX ha preso 87%, Ghost and Goblins per MSX. Questo ovviamente anche ha avuto un sacco di successo su tutte le piattaforme dove è uscito. Ghost and Goblins, Ghouls and Ghosts, cioè questo è un altro gioco iconico di quegli anni, è un altro gioco che è un'altra pietra miliare. Ci sono tante pietre miliari, tanti giochi che hanno fatto la storia. Ecco, Ghost and Goblins è uno di quelli. Ghost and Goblins senz'altro è uno di quelli. Oh, su Amiga qui si parla di Moon Patrol 500, ha preso un bello 88%, Poi c'è Donkey Kong, sempre su Amiga. Donkey Kong, sempre su Amiga, ha preso 70%, e di qua, sempre su Amiga, Breakthrough, che ha preso, oh, ammazza, 69%, 68%. Breakthrough, Amiga. Quindi queste due pagine sono interamente dedicate ad Amiga, con Moon Patrol 500, Donkey Kong e Breakthrough. Vedete? Dedicate tutte ad Amiga. Ok? Andiamo avanti. Oh, C64 Amiga Cats and Critters ha preso 73%. Bunnies Boing Ball Bounty 70%. E poi per C64 Cruising for a Bruising. Io mi ricordo Cruising for a Corpse e adesso è Cruising for a Bruising. E questo ha preso 76% sul C64. Quindi abbiamo altre due pagine dedicate alla Commodore con Amiga e C64.
E qui ovviamente vedete, questa è la Boing Ball di Amiga sfruttata in un altro modo per farci uscire fuori un giochino. Ok, la Boing Ball sarebbe la palla che rimbalzava, famosissima perché venne fatta la pubblicità, e in tutti i negozi di computer c'era questo Amiga 1000, che ricordiamo che l'Amiga 1000 uscì prima dell'Amiga 500. C'era questo Amiga 1000 con questa palla che rimbalzava sullo schermo, rimbalzava correttamente come fosse una palla normale, e quella venne chiamata la Boing Ball. Era una palla fatta a scacchi, proprio con questi colori bianco e rosso. Ok? Bellissima questa sfera che rimbalzava su uno sfondo tutto di un colore, però questa sfera che rimbalzava ha fatto nascere tutto. Da un Boing Ball nacque tutto. Vediamo qui sempre Amiga C64 su questa pagina. Abbiamo Duck Hunt. Duck Hunt, Duck Hunt ovviamente ricorda tanto Ritorno al futuro 2. Quando Marty McFly va nel futuro, trova nel bar, nel caffè 80 là, trova questo videogioco con le pistole e c'era Duck Hunt come videogioco. Ha preso 56% su Amiga e C64. Tra l'altro addirittura Amiga 2 MB, Duck Hunt in digital download, tranquillamente disponibile. E poi c'è Hack on the Mississippi, che ha preso 61% per Commodore 64. Quindi abbiamo Duck Hunt per Amiga 2 MB, Amiga 500 2 MB, e invece Hack on the Mississippi dal cartone animato Hack e Jim. Ehi, Hack e Jim, vabbè, sempre gratis digital download, 61%. E da quest'altra pagina c'è Cyber Warriors per Atari. Opla. Guardate che bello. Ok, andiamo avanti, non ci fermiamo mai. Qui invece parliamo di Plus 4 e Commodore 64. Qui andiamo su un'altra saga che a me piace tantissimo, sono un fan da tantissimi anni. L'Impero colpisce ancora, The Empire Strikes Back per Plus 4 ha preso 79%. Ok? E invece Kazik in the Underworld of Tema per Commodore 64 ha preso 52%. Di qua invece abbiamo un bellissimo gioco, Diana Cave Adventure per Spectrum, ha preso 85%. La pagina nera è dedicata allo Spectrum e le altre due pagine al Plus 4 e al C64. E vediamo, lì c'è scritto The Empire Strikes Back, da Guerre Stellari. Questo è L'Impero colpisce ancora. C'è episodio 4, Una nuova speranza, L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. La vecchia trilogia ideata totalmente da George Lucas, da cui poi hanno preso spunto per fare la trilogia prequel, quindi episodio 1, 2 e 3, La minaccia fantasma, e diciamo episodio 7, 8 e 9, che sono quelli diciamo dedicati al ritorno dell'imperatore Palpatine. Vabbè, lasciamo stare. Comunque The Empire Strikes Back ebbe un notevole successo cinematografico, fecero anche dei giochi anche per i computer casalinghi, gli home computer, e questo è il porting su Commodore Plus 4. Ok? Quindi abbiamo visto pure Diana Cave Adventure per Spectrum che ha preso un bel voto, 85%. Andiamo di qua e troviamo l'Amstrad. Amstrad Ciute, voto 72%, Ciute per l'Amstrad, gratuito in digital download. Da quest'altra parte un altro gioco per Commodore 64, Gridlock 83%. Guardate, da quest'altra parte un altro bel gioco, Gridlock per Commodore 64. Andiamo avanti. Qui si parla di Amiga. Bello, qui ritornano un po' diciamo queste immagini disegnate molto bene. Amiga si prestava molto a fare anche dei fumetti. Eric Schwartz faceva delle immagini
delle GIF, delle BMP, quelle di Amiga come si chiamavano? IFF, International File Format, vabbè, delle immagini disegnate molto molto belle. Questo è Bunny's Revenge, ha preso 73%, mentre in quest'altra pagina dedicata al Commodore 64 abbiamo Good Knight con due i, ha preso 81%, quindi da una parte Amiga, tra l'altro Amiga con 1 megabyte, quindi l'Amiga standard che ovviamente quando uno comprava l'Amiga, cioè mezzo mega, ci metteva subito l'espansione sotto, quindi stesso dal negoziante, i negozianti erano contenti perché quando uscì poi con l'Amiga 500 Plus ovviamente non ci fu più necessità, tranne che con qualche gioco che richiedeva la memoria cosiddetta fast, però normalmente i giochi giravano tranquillamente con quel mega di chip con cui usciva già diciamo dalla fabbrica l'Amiga 500 Plus, mentre il 500 normale aveva diciamo mezzo mega di chip e bisognava metterci sotto l'espansione con mezzo mega di fast, e questo diciamo girava anche con un solo megabyte, gira anzi attualmente. Quindi Bunny's Revenge e Good Knight, vedete che ci sono due i, Good Knight, ok? Quindi da una parte Amiga, dall'altra C64. Andiamo avanti. Oh, qui continuiamo per C64 e c'è Spediteur, sarà spedizioni, vabbè, gratis in digital download, e quest'altra pagina lo stesso dedicata al Commodore 64 Spinning Image, 83% per Spinning Image, mentre per Spediteur 82%. Ed ecco, diciamo, le recensioni di questi altri due giochi. Ok? Oh, qui andiamo sul Master System della Sega. Master System, andiamo su Wing Warriors che ha preso 71%, mentre di qua c'è Trucio MSX 76%. Quindi andiamo a vedere queste altre due pagine. Vedete? Ok, andiamo avanti. Oh, e qui c'è Spectrum, quindi ZX Spectrum Arlo, ha preso 80%, mentre per Commodore 64 c'è la recensione di Legend of Wilf, 85%. Legend of Wilf. Oh, se volete poi questi li potete anche scaricare col PC. Vi acquistate lo Xum 1541 e con il drive del Commodore 64 potete riversare, diciamo, i file che avete scaricato in digital download direttamente sul floppy del Commodore 64 per poter giocare poi su un Commodore 64 reale. Ok, Arlo Legend of Wilf. Andiamo avanti, qui sempre Commodore 64 Vampire Vengeance, non lo so leggere, Vengeance, vabbè, gratis in digital download 79%. Oh, e qua c'è la rubrica Pimp My Classics and Updates, ok? Quindi c'è Pang, c'è Night Mission Pinball Extended. Guardate, questa è un'altra rubrica Pimp My Classics and Updates. E non riesco a togliere completamente i riflessi, forse così sì. Pimp My Classic and Updates. Oh, qui c'è Passione Amiga, Passione è un'altra bella rivista che esce, 4 domande a Mavdink, quindi questa è un'intervista, questa è una bellissima intervista, vedete? Ok,
Oh, Life is a Game, Mad Inc. Quindi qui continua l'intervista, ok, andiamo avanti. Oh, e qui adesso si parla di hardware MSX e VR. Lo standard MSX è virtuale e parla spagnolo. VR ovviamente virtual reality, che poi virtual reality a me mi porta sempre al tagliaerbe come film iconico della realtà virtuale. Il tagliaerbe, per chi è nuovo, non l'ha visto, non sa di cosa sto parlando, andate a cercare da qualche parte il film Il tagliaerbe, dategli un'occhiata perché all'epoca ebbe un discreto successo e anche quello è una pietra miliare, un film secondo me da annoverare tra i film molto molto belli da vedere. Oh, dei 400 mini, Paolo Besser sempre l'ha fatto lui, dei 400 mini dell'Atari, l'Atari 400 mini. E mi sa che siamo addirittura di arrivo, anche quest'oggi. Oh, l'Amasoft del Jeff Minter Story, PC e console. Ma vedete com'è fatta bene sta rivista? Poi la capacarta è una cosa spettacolare. Oh, e siamo arrivati alla fine dove c'è sempre Zapposta. Ok? E questa è la posta di Zap. Qui, dottore Grave, ci sono i punti di assistenza per poter portare a riparare i nostri real hardware, quindi le nostre console, i nostri Commodore, Atari, Amstrad d'epoca. Qui c'è una mappa sempre aggiornata di quelli che sono i centri che possono provvedere alla riparazione, perché ovviamente non tutti, oramai queste cose è difficilissimo trovare chi li riesce a riparare. Chi non è in grado di fare, per esempio, il cambio di tutti i condensatori, il cosiddetto recap di una macchina, chi non è in grado di risolvere il problema della varta, della batteria, che ha danneggiato tantissime schede madri, soprattutto dei Commodore Amiga 4000, Amiga 1200, che avevano, diciamo, il clock a bordo con la cui ora era mantenuta tramite una batteria della Varta ad acido che andava a rovinare tutte le piste. Quindi per chi non sa come risolvere determinati problemi hardware di funzionamento delle proprie macchine, ci sono qui appunto elencati dei punti di assistenza di persone che diciamo ancora fanno questo lavoro di risistemare queste vecchie macchine. Ok? Beh, che dire, abbiamo fatto, diciamo, tra ieri e oggi due interessantissimi, studiamo insieme, di due di queste riviste. Io adesso queste, ovviamente queste due tra ieri e oggi, questa di ieri ancora non neanche l'ho letta, questa l'ho aperta insieme a voi, quindi la leggerò durante questo weekend, perché veramente sono fatte bene, mi piacciono, andare a leggere anche ciò che c'è scritto, quindi vi consiglio vivamente di andare ad acquistarle queste riviste. Quasi sicuramente attualmente devo vedere, ma penso non ci siano problemi di riattivare il mio abbonamento con loro. Contemporaneamente procederò all'acquisto singolo del numero 13, quindi 1398 di questa rivista, e quindi a breve, quando mi arriverà, faremo anche lo sfogliamo insieme di quella lì. Ok? Allora, detto questo, siamo in finale di live. Sono una live durata 3 quarti d'ora, 45 minuti. Vi voglio invitare. Allora, la prima cosa, lo sapete, mi fa piacere se mettete un like al video, se mettete un follow al canale, se seguite il canale,
ma anche se mettete qualche commento sotto. I miei video non hanno quasi mai commenti, nessuno c'ha da ridire su quello che dico. Mi fa piacere da un certo punto di vista perché vuol dire che ciò che dico non crea polemiche. Quindi diciamo che normalmente quando ci stanno i commenti, al di là diciamo, di quelli che fanno piacere, grazie, cioè, quando ci stanno centinaia o migliaia di commenti, la metà sono tutti polemiche, quindi vuol dire, se non ho commenti, vuol dire che quello che dico piace così com'è, diciamo. Quindi nessuno c'ha troppo da ridire. Poi volevo invitarvi a visitare i miei siti, che sono sempre lì online. Il principale è classe74.it. Io sono nato nel 1974, ho voluto chiamare così il mio sito principale, su cui troverete tanto materiale che poi è in vendita su Amazon. Quindi il mio non è un e-commerce, il mio non è un qualcosa che io vendo, io Renato De Vita, no, io Renato De Vita vi consiglio ciò che potete acquistare poi sulla piattaforma Amazon. Lì dovete dare i vostri soldi, lì date le vostre password, i vostri user, sta tutto su Amazon. Però diciamo dal mio sito potete prendere spunto per poi fare i vostri acquisti. Questo sì. Io poi ho diviso anche, non ho messo tutto su un unico sito, proprio perché c'è gente appassionata di diverse categorie di prodotti, ok? Quindi c'è gente che ne so appassionata ai Lego e quindi ho creato legolando.it. C'è gente come me appassionata di guerre stellari, allora starwarsstore.it. C'è gente che colleziona come me vinili, allora il mondo del vinile.it. Molto semplici poi da ricordare, il mondo del vinile.it è facile da ricordare. Quello un po' più complicato è quello dedicato alla musica, che è renyjstore.it, scritto renyjstore.it, quindi renyjstore.it. E poi c'è un altro che era l'ultimo nato, che diciamo oramai è già parecchio che sta online, che è magliette vintage. Quindi se voi volete acquistare su Amazon una maglietta vintage, partite da magliettevintage.it, andate lì, vedetevi un po' che magliette mette a disposizione Amazon e poi cliccando su quella che vi interessa verrete ridirezionati proprio su Amazon in automatico e lì potete fare la scelta, magari scegliere un altro modello, un'altra taglia, quello che vi pare, un altro colore. Insomma, anche Magliette Vintage è un bel sito a cui sono molto legato, l'ho fatto volentieri, dentro ci sono magliette vintage. Volevo ingrandirlo, voglio aspettare prima però che si crea un discreto accesso a questo sito per poi andare ad aggiungere tante magliette come questa per esempio retro computing e retro gaming, altre magliette di quindi retro cartoni animati, retro anime, chiamiamoli così, quindi sui cartoni animati anni 80-90, anche 70, Goldrake, Jig, Heidi, quindi partendo addirittura dagli anni 70, arrivando poi ovviamente io sempre mi fermo più o meno sempre agli anni 2000, quindi diciamo tranne che classe74.it, no vabbè pure Legolando arriva ai giorni nostri con tutti i 7 Lego che ci sono in giro, tra l'altro ne sono tantissimi. Dovrei anche aggiornarlo quel sito Legolando perché alcuni 7 Lego sono andati fuori produzione, quindi lì li trovate ma poi su Amazon non ci sono disponibili. Anche Star Wars andrebbe un po' aggiornato, per quanto Star Wars Store è il sito più grande di tutti quelli che ho online, perché ha tantissimi contenuti, tantissime immagini, tantissimi oggetti in vendita. Molti non li trovate più perché c'è stato il periodo, adesso la Disney non lo so, non ha più investito tanto su questo franchise, perché da quando è uscito episodio 9 poi ha fatto uscire delle serie TV, sì, su Disney Plus ci stanno delle serie, anche dei cartoni animati, però diciamo che quello che ti porta avanti, che porta la grande massa poi ad acquistare le action figure e tutto quello che ci gira intorno, sono i film che escono al cinema, i film che poi vengono rivisti adesso sulle piattaforme di streaming, e quindi diciamo la Disney dovrebbe lavorare a un qualcosa, diciamo un prequel, un sequel, quello che vi pare, dopo questi 9 film deve darci qualcosa
qualche altro film, qualche altro colossal che possa incrementare di nuovo questo franchise, cioè questo merchandising dedicato a Star Wars. Questo è dal mio modesto punto di vista. Per il resto, diciamo, questi sono i siti. Vi do appuntamento alla prossima live. Sarà, mi sa, sempre uno Sfogliamo insieme. Sto mettendo in ordine un po' il mio canale. Penso di creare altre playlist, perché voglio mettere insieme tutti quelli che sono, per esempio, gli unboxing di vinili, quando parlo di vinili, tutti insieme da una parte. Poi, che ne so, tutti gli Sfogliamo insieme di Zap, e allora tutti insieme Zap. Poi tutti gli anime cult, tutti insieme gli anime cult. Poi, che ne so, abbiamo fatto il Corriere dei Piccoli, tutto il Corriere dei Piccoli. Retro Gaming, che è un'altra rivista, Sfogliamo insieme Retro Gaming, Retro Computer, quelli tutti insieme. Insomma, volevo fare, diciamo, dividere un'altra volta ancora meglio il mio canale. Certo, ho solo 500 iscritti, ma a me sinceramente bastano così come sono. Cioè, se vi volete iscrivere, ovviamente mi fa piacere, dà più valore al mio lavoro, ma nessuno vi obbliga assolutamente. Comunque, in ogni caso è gratuito, l'iscrizione è completamente gratuita. Ok? Grazie mille di nuovo a tutti quanti, sono le ore 12 e 14 minuti di questo venerdì 18 ottobre 2024. A tutti diciamo, un buon pomeriggio, vi lascio con la mia solita sigletta che oramai conoscete benissimo. Ok? Vi ringrazio di nuovo, grazie mille e ci vediamo alla prossima live, sicuramente la prossima settimana. Ok, grazie mille di nuovo, siamo pronti con la sigletta. Ciao e buon pomeriggio, ciao a tutti!